professionalità e rispetto, aiutando chi soffre d'amore, perché lui è l'unico ad essere in possesso di supremi sistemi di legamenti e ritorni d'amore. Cleo, il Santone di Avella, potentissimo maestro esoterico di quest'epoca, si avvale della suprema esperienza dell'astrologa Marta per poter analizzare i vostri problemi prima di intervenire in aiuto. Cleo, il Santone di Avella, il più imitato. Cleo, il Santone di Avella, l'unico ad essere autorizzato a rilasciarvi ricevuta fiscale per ogni suo intervento. Per appuntamenti 338 75 92 214. Eccoci qua amici, come va? Tutto bene? Allora, abbiamo passato un'altra settimana tra problemi Covid-19 e così via in tutto il mondo, quindi le preoccupazioni aumentano sempre, con la speranza che tutto finisca quando prima. Noi ci stiamo preparando questa giornata in questo momento, meglio dire, con il nuovo oroscopo della settimana che va dal 2 all'8 di novembre, quindi è un'altra settimana di fuoco, non si sa, è un'altra settimana positiva, lo scopriremo. Il mio più cordiale abbraccio, saluto va per tutti gli ammalati, veramente, per tutti coloro che si trovano negli ospedali di tutto il mondo e che si trovano a soffrire per questo brutto mostro chiamato Covid-19. Che dire, andiamo a scoprire insieme quello che succederà in questa settimana che viene, la settimana appunto dal 2 all'8 di novembre, quindi noi andiamo a vedere quello che succederà segno per segno. Allora, si avvia a partire la prima settimana effettiva di questo novembre 2020, quella che va dal giorno 2 all'8. Questa nuova settimana dell'anno aprirà un mese piuttosto interessante per molti segni zodiacali, perché porterà delle novità importanti sia a livello lavorativo ma che sul fronte amoroso. Molti segni trascorreranno 7 giorni intensi ma sereni, dove non mancheranno emozioni forti e soddisfazioni piacevoli. Molti altri segni però non saranno così fortunati e dovranno impegnarsi un po' di più per poter vivere una settimana perlomeno di rotudine. Potrebbe esserci qualche problemino con il partner e magari con un disagio di tipo professionale. Ma andiamo però a vedere meglio come sarà la settimana che va dal 2 di novembre all'8 dello stesso mese. Iniziamo proprio dai segni di acqua. Per loro questo sarà un periodo particolare per i sogni nel cassetto e gli obiettivi di lavoro, ma non solo. Attenzione, chi ha una persona al fianco dovrà dedicare la giusta attenzione per non ritrovarsi pentito
L'oroscopo di questa nuova settimana per i segni di fuoco sarà un po' complicato per i rapporti e gli affetti, ma si farà chiarezza su qualche vicenda per capire finalmente qualcosa di più. In quanto riguarda invece i segni di terra, loro affronteranno dei giorni molto piacevoli per quanto riguarda le relazioni, perché non mancherà complicità, passione e buon umore. Per le faccende professionali forse si arriverà ad un punto in un progetto o si riprenderà in mano un compito che attendeva solo un po' di cura in più. La settimana dei segni d'aria invece sarà fatta di alti e bassi. Sul posto di lavoro potrebbe esserci qualche ostacolo. In amore non saranno escluse incomprensioni. Questo è solo un accenno rispetto a quello che dicono le stelle per la nuova settimana di novembre in arrivo. Già partendo da qui pare chiaro che non per tutti sarà una settimana così entusiasmante, ma alla fine non ci sarà bisogno di abbattersi. Anzi, sarà importante concentrare ogni energia positiva per prendere il meglio da ogni giornata. Ma andiamo quindi a vedere come sarà questo periodo in maniera un po' più dettagliata per capirne di più. Ed ecco le previsioni dell'oroscopo per la settimana che va dal 2 all'8 novembre, segno per segno. Iniziamo col segno dell'Ariete. Ariete. Amore. Questa nuova settimana non sarà affatto semplice, soprattutto la Luna che si trova in una posizione di opposizione. Questo aspetto influenzerà in maniera concreta l'umore delle prime giornate di novembre, che non sarà quindi dei migliori. Dovrete fare molta attenzione all'interno dei rapporti sentimentali, perché potrebbe facilmente nascere qualche problema con il vostro compagno. Sul lavoro non saranno giorni troppo facili da vivere, nemmeno sul posto di lavoro. Le energie non saranno al top, ma per fortuna gli ultimi giorni della settimana saranno un po' più positivi e favorevoli. Ed era così il segno dell'Ariete. Andiamo con il Toro. Allora, Toro, in amore, questo sarà un periodo fantastico per chi è impegnato in una storia d'amore. In questa settimana crescerà la complicità di coppia e vi ritroverete a vivere delle giornate di grande passione col vostro partner. L'umore sarà abbastanza buono, deciderete di organizzare qualcosa di molto speciale insieme alla persona che amate, e questo vi porterà a godervi al massimo questa settimana. Sul campo di lavoro invece, a livello professionale, saranno molte poco le novità. Le energie si faranno comunque sentire e sarà bene prendere atto. Voi però sarete un po' troppo concentrati sulla sfera intima. E andiamo con il segno dei Gemelli.
Amore, questa nuova settimana potrebbe riservare qualche disagio o ostacolo, sicuramente non molto piacevole. In amore in realtà non dovrebbero esserci dei grossi problemi, anche se col partner potrebbe nascere qualche discussione. Forse non riuscirete a capirvi fino in fondo e le incomprensioni potrebbero essere all'ordine del giorno. Nel lavoro invece per voi gemellini sarete particolarmente ambiziosi e nessuno potrà distrarvi dai vostri obiettivi. Il fatto è che non tutti sperano che voi riusciate a realizzarvi. Occhi ben aperti su qualcuno che potrebbe cercare di non sostenervi e causare addirittura dei problemi. Occhio. E andiamo col segno del Cancro. Amore. In questi primi giorni del mese di novembre potreste avere un po' di dubbi e preoccupazioni in mente. In un rapporto amoroso potreste ritrovarvi a dover riflettere o a prendere in mano determinate situazioni. È per questo motivo che proprio in questa settimana potreste arrivare al punto di prendere decisioni importanti e potrebbe non essere così semplice a farlo. Lavoro. Cercherete di impegnarvi tanto per poter raggiungere i vostri scopi professionali. I sogni nel cassetto costituiscono un capitolo molto importante per voi e non riuscirete facilmente. E andiamo col segno del Leone in amore. In questa lunga settimana dovreste fare una particolare attenzione ai rapporti affettivi. Qualcuno che è al vostro fianco potrebbe non essere del tutto onesto con voi. Dovreste riflettere meglio su certe persone così da riuscire a capire qualcosa in più e rendervi conto che non tutte le persone che avete accanto vi vogliono così tanto bene. Nel lavoro qualche collega potrebbe provare ad approfittare della vostra bravura. Dovreste prestare molta attenzione pure sul posto di lavoro. Per gli impegni professionali invece non ci saranno particolari novità. E andiamo col segno della Vergine. In amore, a partire da questa settimana pare proprio che ci sarà un cambiamento interessante e da non sottovalutare. Riuscirete a fare ordine tra i cassetti e le cose andranno molto meglio. Certo che col partner potrebbero esserci ancora delle situazioni poco chiare. Potrete provare a gestire le cose in maniera intelligente prima che tutto precipiti in modo definitivo. Lavoro invece è possibile che sia arrivato il momento di prendere in mano qualche progetto che avevate scelto di abbandonare un po' per strada. Chissà che non vi porti a quei risultati che tanto vorreste ottenere. Bilancia, amore. Questa sarà una settimana ottimale per prendersi del tempo e ragionare su determinate vicende che non vi convincono. In un rapporto potreste decidere di mettere le cose in chiaro, soprattutto se qualcosa con una persona non vi sta per niente bene.
potrebbe esserci qualche segreto nell'aria, quindi dovrete fare particolare attenzione. Sul campo professionale potrebbe darsi che qualcuno stia cercando di ostacolarvi. Voi però sarete capaci affrontare la questione al meglio, tanto da arrivare a trarne tutto il buono, pure da una situazione non troppo semplice. Niente male. Il segno dello Scorpione. Amore. L'umore di questi giorni di novembre non sarà troppo buono perché vi ritroverete a fare i conti con qualche incomprensione. Se siete impegnati in una relazione sentimentale, potreste risentirne rispetto a qualche disagio di coppia. Non sarà affatto una settimana semplice in fatto di emozioni, perché le vostre paure e incertezze si faranno sempre più concrete. Sul lavoro potrebbe esserci qualche disaccordo o magari una strana distanza con i colleghi o i piani alti. Questa situazione non vi aiuterà ad affrontare in maniera serena e tranquilli questo periodo, anzi il contrario. Il Sagittario. Amore. Questa settimana sarà decisamente interessante ed ottimista perché avrete il pieno sostegno delle stelle. Molto bene l'umore di questi giorni che vi aiuterà a godervi le emozioni al fianco del vostro partner. Certo che qualche giornata non passerà in maniera del tutto leggera, ma difficilmente potrete lamentarvi. Il fine settimana di coppia sarà ancora più piacevole. Lavoro. Potrebbe arrivare qualche soddisfazione o una buona nuova. Negli ultimi giorni della settimana probabilmente avrete bisogno di allontanarvi per un attimo dagli impegni e dai compiti di lavoro. Questo vi farà riacquistare ulteriore energie. E andiamo col Capricorno. Eccolo qua, in arrivo. Perché è il segno più un po' particolare. Capricorno, amore, in questa prima settimana di novembre potreste decidere di dire qualche no a qualcuno che è al vostro fianco. Vi renderete conto che non potrete accettare di fare qualsiasi cosa per il puro gusto di accontentare una persona speciale, a cui tenete particolarmente. Deciderete insomma di prendere una posizione che forse sorprenderà qualcuno. Nel lavoro invece, attenzione a quei colleghi che vi chiedono favori, potrebbero esserci secondi fini, almeno per questa giornata. Sceglierete di tenere gli occhi ben aperti da qualcosa che potrebbe soltanto procurarvi guai o malumori. Fate attenzione. Acquario. Amore. L'umore e l'energia di questa nuova settimana di inizio novembre non saranno al top. Per fortuna non sarete così scoraggiati e cercherete di guardare ogni cosa col giusto ottimismo e un bel po' di positività. Solo in questo modo riuscirete ad affrontare al meglio questi giorni e ritroverete anche un buon equilibrio all'interno del rapporto di coppia. Lavoro. Non dovete per nulla battervi di fronte a qualche ostacolo.
ci vorrà un po' di determinazione in più per affrontare qualche disagio a livello professionale. Dovrete impegnarvi anche perché proprio in questi giorni potrebbe arrivare una notizia entusiasmante. E infine il segno dei pesci. Amore. Se avete un partner o una persona speciale al vostro fianco, in questa settimana dovrete dedicare più tempo e cura al vostro rapporto. In questo periodo probabilmente avete tanti pensieri per la testa e numerosi impegni di lavoro che non vi lasciano troppo tempo libero. Sarà fondamentale non trascurare troppo chi vi ama e chi amate. Sul lavoro, attenzione ai numerosi compiti che dovete risolvere durante questa lunga settimana. Sarà meglio non stressarsi. E così, amici miei, abbiamo completato anche questa lettura dell'oroscopo della settimana, che va dal 2 di novembre all'8 di novembre. Io, come al solito, vi ringrazio per la vostra squisitezza, continuate a seguirmi, un abbraccio forte forte e, come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi tutti. Alla prossima settimana. Dal 1979 porta avanti il suo cammino esoterico con professionalità e rispetto, aiutando chi soffre d'amore, perché lui è l'unico ad essere in possesso di supremi sistemi di legamenti e ritorni d'amore. Cleo, il Santone di Avella, potentissimo maestro esoterico di quest'epoca, si avvale della suprema esperienza dell'astrologa Marta per poter analizzare i vostri problemi prima di intervenire in aiuto. Cleo, il Santone di Avella, il più imitato. Cleo, il Santone di Avella, l'unico ad essere autorizzato a rilasciarvi ricevuta fiscale per ogni suo intervento. Per appuntamenti 338 75 92 214.